Assessore Porcu, parliamo del corso d'acqua del Rio Santo Milano che attraversa anche la frazione di Sgannaus a Carbonia. Recentemente siamo stati chiamati da alcuni cittadini preoccupati per le condizioni, insomma, in cui versa una parte di questo corso d'acqua, anche con l'intento, insomma, di sollecitare l'amministrazione comunale affinché a sua volta possa sollecitare le altre istituzioni. Qual è lo stato dell'arte attualmente? Allora, lo stato dell'arte attualmente è che fortunatamente intanto siamo riusciti a concludere i lavori prima della stagione invernale, che era diciamo una scommessa, una mezza scommessa a cui nessuno avrebbe mai creduto. Questo è l'atto più importante, perché poi le bombe d'acqua ci hanno insegnato e le catastrofi ci hanno insegnato a prevenire il fenomeno. Relativamente alla osservazione da parte dei residenti di Sgannaus, dobbiamo spiegare un po' come funzionano le cose. Allora, noi abbiamo ereditato un atto della precedente amministrazione che valeva un finanziamento di 485.000 euro per la manutenzione dei corsi d'acqua. Questi fondi, che sono fondi regionali, assessorato ai lavori pubblici, sono frutto di una programmazione, di una progettazione di interventi con le schede identificative di inquadramento, cioè ogni tratto d'acqua viene finanziato ogni singolo tratto d'acqua. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo rispettato la programmazione degli interventi, abbiamo concluso i lavori, fortunatamente, e oggi il nostro lavoro è terminato e concluso. Relativamente al tratto di strada, di corso d'acqua, scusate, di Rio Santo Milano, devo dire che a seguito di interlocuzioni con la Regione e chiaramente con gli uffici, siamo nella condizione di non poter intervenire perché non ne abbiamo la competenza. C'è un altro aspetto molto importante. Di chi è la competenza? La competenza è della provincia. Quindi se in altri anni quel tratto è stato oggetto di manutenzioni, non so perché lo sia stato, magari lei ha fatto le stesse manutenzioni sono state fatte dalla provincia. Relativamente alle economie a ribasso dei lavori appena conclusi, stiamo cercando di rimodulare, stiamo interloquendo col direttore esecutivo dei lavori per capire se si può fare un nuovo investimento e magari dare corso a nuove manutenzioni ad altri corsi d'acqua. Però queste eventuali nuove manutenzioni, Assessore, saranno programmabili dall'anno nuovo in poi? Sono tempi tecnici di riprogettazione, riprogrammazione e di autorizzazione, quindi noi stiamo aspettando le dovute autorizzazioni e cercheremo di dare magari un'altra pulita in altri corsi d'acqua che non sono oggetto di intervento. Lasciatemi 30 secondi per dire che qualche mese fa abbiamo approvato la delibera per un piano di investimenti per la manutenzione dei corsi d'acqua di 1 milione di euro circa, la Regione ce ne sta finanziando 600.000, contiamo di mantenere i corsi d'acqua nel 2023, 2024 e 2025, anzi 2022, 2023 e 2024 in condizioni decorose e dignitose. Per concludere, per adesso, per quanto riguarda quel tratto del Rio Santo Milano di cui stiamo parlando, invece c'è solo da attendere e sperare nel buon tempo. Certo, il buon tempo è sempre aiuta, se non lì dentro non ci puoi entrare. Allora, una cosa che cercheremo di fare è quello di interloquire adesso con la provincia, provare a capire quali sono i tempi di intervento, perché anche lì effettivamente c'è un rischio idrogeologico e la gente deve essere messa in sicurezza.